Ci risiamo, rieccoci, c'è stato un problema tecnico, diretta interrotta, abbiamo fatto partire un'altra. Non si sono persi niente in questa interruzione, soltanto un duro scontro che ha portato a un cambio forzato dentro Porzio in maglia numero 14 nelle città di Monreale. Eravamo circa al minuto numero 59. Quindi siamo circati da occhio alla rovesciata, cerchiamo di sistemare tutto. Campanella non riesce a bloccare il tutto. Palla carezza in area di rigore. Levagante Diallo vorrebbe la botta, altra chance. Svirgola sul tiro. Occasionissima per il potenziale -1 del Marsala. Si è rischiato tanto là dentro l'area di rigore su una mancata presa innanzitutto del portiere, poi palla vagante, serie di rimpalli, serie di deviazioni che favoriscono il tiro del 9. Botta che non arriva però verso la porta, arriva un semplice rinvio al fondo tra i piedi di Saliu Diallo. Siamo tornati live, sistemiamo il tutto, va lungo Campanella, lancio in avanti, spinta di Diallo su Cameli, c'è un contatto falloso, c'è un calcio di punizione per il Monreale. Resta giù su Cameli. Controlla se hai qualcuno in tasca. E poi tu devi tutta una cosa. Ancora giù su Cameli, protagonista di questa partita con una doppietà, con il 2-0 deciso interamente da lui. Si rialza su Cameli ora, momentanamente fuori dal campo tra rientrare dopo l'autorizzazione dell'arbitro. Va a andare a battere Porzio e gioca con l'aiuto di Alessandro Lepre. La richiede ancora Porzio. Lepre va in avanti, Di Stefano abbracciato da Sanyang, non c'è niente per la lasciamo seguire. E quindi ora palla al 2, Manno, raddoppiato, fermato, chiuso. Ripartenza Marsala lungo i lati, Codia vuole accentrarsi, triplicato, trova comunque la via per uscire, per andare in mezzo al campo dal suo capitano, che imposta tutta a destra. Bene così, bene il 3, bene un'altra volta Alessandro Marino, che oggi sta svolgendo una gran partita, mentre però il Marsala sale in posizioni fuori gioco, offside sul contropiede del Marsala. Hai capito? Abbassa le braccia! Ritorna il Monreale con la palla tra i piedi. Occhio, palla lunga, difficile, Manno non riesce a tenerla, è difficile da mettere giù e Camara ne approfitta. Sullo scarico servito, non arriva Berry. Di Stefano contro Sanyang, bene Di Stefano, qui manda fuori tempo l'avversario per far correre Arena. Arena crossa dentro, Bevilacqua cerca Di Stefano, trova però soltanto Sanyang. Di Cristina, Di Liberto, fermato la Cudia su un gran contrasto. Ora duello 3-2, scivola Di Liberto, ancora grandissima prestazione al suo ingresso in campo, un assist e tanto supporto per la squadra fin qui. Sanyang vorrebbe Camara su questa palla lunghissima. Lepre, attento, culo di testa e Bevilacqua prolunga. Di Liberto Arena, perfetto il controllo, preso forte da Berry con i gomiti alti, si continua a giocare sulla ripartenza e quindi Di Stefano contro Sanyang. Questo duello lo vince Sanyang, ritagliandosi la deviazione avversaria. Camara allontana, salta Porzio,
Porzio si lotta ancora, Camara non arriva, la meglio Bevilacqua che può giocare e impostare lui. Roberto Bevilacqua pronto ad andare dalle parti di Porzio e col mancino apre tutto sulla sinistra delle parti delle panchine sulla fascia opposta alle nostre postazioni. Marino. Porzio, qui non va precisamente da Sucameli, errore sul passaggio, errore sulle misure, è rimessa laterale per l'Atletico Marsala per formazione ospite. Palla lunga, non arriva qui a giocare con comodità, la formazione ospite sarà semplicemente rimessa laterale per la squadra di casa che è sopra di due gol sulla doppietta di Sucameli trovata al 51 al 57esimo di questo secondo tempo. Campanella Roberto Bevilacqua pronto ad impostare sulla sinistra, pronto ad impostare verso Alessandro Lepro, al manno si gira ma viene messo giù, c'è fallo, nonostante la palla ci avesse dai piedi di Liberto, l'arbitro ferma il gioco e calcio di punizione che sarà per il Città di Monreale. Lepre di Cristina, Alessandro Lepre ancora. Lepre di Cristina, palleggio del Monreale per gestire, per addormentare anche un po' l'intensità di questa partita. Benissimo qui di Cristina, perfetto sull'impostazione, spara la porta, un tocco, la manda sui lati, come sale, come gioca il Monreale, che va in avanti di Stefano contro Sanyang, Sanyang si infila e resta ancora un duro avversario per Di Stefano su questo scontro. Rinvio al fondo per il Marsala, ma grande uscita, palla al piede perfetta del Città di Monreale. Tutto nasce però da una presa di tempo perfetta di Michele Di Cristina che spara la porta col mancino, riesce ad andare proprio alle sue spalle facendo ripartire questo contropiede ed è su questi schemi che deve giocare. Ottimo esordio a titolare alla prima per Michele Di Cristina, ma acquisto dei ragazzi di casa, i ragazzi normanni. Roberto Bevilacqua di Liberto con l'uomo alle spalle, non rischia e scarica dietro verso Manno e di conseguenza Lepre ora. Di Cristina, bene, qui ancora si gira perfetto, elegante, danza sul pallone, così come Arena, scalciato dal 5 Musa, va in avanti, Di Liberto, c'è Vinci che blocca prima di Liberto, col gioco che prosegue, con Codia che sale, Codia, Berri, e ora il 10 che imposta sui lati, Camara in seguito da Manno, Camara vuole il secondo palo, vorrebbe Diallo, trova lo stacco imponente di Alessandro Marino, Arena, Di Cristina, Di Stefano, Sanyang questa volta non riesce, alla meglio Di Stefano che si perde poco lucido qui sulla palla verso Arena, la voleva sulla corsa Di Stefano, la voleva sulla posizione invece Francesco Arena. Musa Diallo la perde qui. Sucameli in pressione con la palla che ritorna tra i piedi del 9, tra i piedi del giocatore del Marsala, Saliu Diallo. Lepre di Liberto, scarico dietro ancora senza rischiare di perdere il pallone. Gioca Di Cristina, continua a dettare i tempi di gioco come un direttore d'orchestra in mezzo al campo, perfetto fin qui Michele Di Cristina in questi 68 di gara. Sanyang lungo il suo lancio, Sanyang prova ad andare in aria, la palla è per Salvatore Campanella. Spinta a sinistra, Arena Di Stefano contro Musa alle spalle, Di Stefano lascia per Arena, Musa si allunga col piedone, poi allontana via Vito Porzio. Sanyang in palleggio, la tiene il 6, strattona dalle spalle, Codia ora cercando di strappare verso Camara che non arriva su questo pallone, cercato tante volte Camara, forse uno dei più pericolosi, uno che rende meglio solitamente in questo gruppo, non in questa partita però non è riuscito a rendere al massimo su tanti palloni serviti verso di lui. Mentre qui
chiarimento semplice tra Angileri e Arena su qualcosa che non è andato pienamente nei gusti di Angileri. Forse Camara si era accomodato fuori e il gioco proseguiva tra i piedi del Monreale. Preferivano magari allontanare il pallone prima che andasse giù Camara. Quanto sta tutto nella norma, richiesto lo staff medico del Marsala, che forse non c'è il cambio intanto in via precauzionali. Fabio. Dentro in maglia numero 13 intanto, pronto il cambio nel Marsala. Dentro Giobbe, fuori Camara, fuori il 14 Camara, dentro in maglia numero 13 Giobbe. Fabio! Che è successo? Infatti Camara stava rientrando in campo, non si era accorto del cambio. Si può riprendere, rimessa al laterale per il Città di Monreale. Forse c'era un altro ancora di cambio, un'altra sostituzione nel Marsala, ma alla prossima interruzione. Infatti, se ne accorge ora il signor Sugamele. Fuori il capitano, fuori Alagna. Vediamo chi sarà entrato, ve lo comunicherò una volta io, una volta riconosciuto il numero sulla maglia. Questa è la sostituzione. Nel frattempo noi torniamo in campo, torniamo sulla rimessa laterale per il Monreale che riconsegna la palla agli avversari. Si riprende 19 alla fine, torna del Monreale, vediamo se Lepre lancerà, no, si gioca. Non per molto per Angileri, riconquista quella palla che torna lì, tra le braccia di Salvatore Campanella. Sicuro sulla presa, senza pericoli qui. Lepre Campanella. Campanella apre tutto dalle parti del 3. Bene, qui Marino col tacco ad andare lungo linea verso Sucamelli, mentre Diallo aspetta, mentre posso ufficializzare il cambio. Fuori il capitano Alagna, dentro il maglia numero 11 Ngueia nell'Atletico Marsala. Sagnane va dentro, Lepre la toglie, Marino, 2 tocchi e spazza via Alessandro Marino, si diverte ora Francesco Arena. Chiusa le spalle, manda viene avanti Di Cristina, occhio a Sucamelli che prova a bucare sui lati, Musa lo aspetta, di testa salta per toglierla e mandarla via in una rimessa laterale comoda in favore del Monreale, ma c'è cambio dentro Gabriele Gennaro, dentro Gennaro nel Monreale. Fuori Di Stefano, dentro Gennaro nel Monreale, solito schema, solito copione. Di Stefano fa tantissimo lavoro sporco lì in avanti, cerca di pulire il più possibile palloni per i suoi. Entra Gabriele Gennaro, uno che ama guardare la porta, uno che ama avere la palla tra i piedi e sentire la fiducia della squadra. Siamo pronti per riprendere, un altro cambio ancora nell'Atletico Marsala, però fuori Codia, dentro in maglia numero 17 intanto nell'Atletico Marsala. Si riprende le parti di Marino, pronto a battere questa rimessa laterale in mezzo al campo, tacco superfluo che salta di Bevilacqua e costa il contropiede al Monreale, in avanti sui lati, pronto Diallo, arriva a ricadere palla al limite, destro, lento di Giobbe, non trova una botta potente, svirgola un po', facilitando il lavoro di Lepre che va il rinvio lungo, mentre ora spinge Atletico Marsala, vorrebbe forse creare l'occasione gol in questi ultimi minuti di gara, quando siamo alle 73:30 del secondo tempo, rinvio al fondo, rinvio dal portiere.
Gestione Monreale. Lepre. Palla ribattuta in avanti. Si torna lì, Alessandro Lepre di testa, palla che ritorna ancora sulla gestione delle Marsala, sui tanti cambi effettuati in questi ultimi minuti, affidandosi alla rapidità e alla freschezza dei nuovi subentrati, anche forse alla grinta e con la voglia di provare a incidere su questa gara. Qui c'è un fallo commesso su Lepre, fallo commesso proprio da Alessandro Lepre, Dani Dingueia. Questa è stata la scelta del signor Sugamele, che ha scelto proprio di assegnare il fallo commesso dal giocatore maglia numero 5 del Monreale. No, non è Lepre, vediamo di rettificare, sembra essere Gabriel Manno. Sì, è Manno qui a terra sullo scontro, non Lepre. Fallo commesso da Manno, quindi calcio di punizione per l'Atletico Marsala, però nonostante quello a terra sia un giocatore del Monreale dolorante. Resta ancora Giumanno quando manca un quarto d'ora alla fine. Lascia il campo dolorante, intanto Maggio chiede un riscontro al suo fisioterapista sulle condizioni. Manno forse ce la fa, indica il policiato verso la panchina. Vedremo se potrà proseguire ancora Gabriel Manno, visto che già ne ha mandati parecchi a scaldare durante questo secondo tempo mister Maggio. Tanto pronto a battere Angileri sul fallo commesso da Manno. Angileri sistema i suoi, 2 soli in barriera. Angileri morbido dentro l'area di rigore, palla tolta via di testa dalle Monreale, rimessa la tale per l'Atletico Marsala quando già siamo entrati nel quarto d'ora finale di questa partita sul 2-0, sul doppio vantaggio inventato da Sucameli al 51esimo e al 57esimo. Diallo lo aspetta Marino, Diallo vorrebbe superarlo con il gioco di gambe, Marino resta ancora lì, tocca però lui per ultimo e calcio d'angolo. Attento Alessandro Marino non concedere lo spazio, e calcio d'angolo per l'Atletico Marsala. Ma entriamo dentro l'area di rigore come da consuetudine ormai. Traversone in mezzo con i pugni, Campanella lontano e poi Sucameli la spazza via più che può. A vuoto il 17, Di Liberto non può prendere sul rimbalzo che favorisce il numero 6 Saniang. Campanella col petto ancora può bloccare sulla pressione di Dallo che arriva e blocca ora Campanella, la prende ora, la blocca lui tenendola tra le mani. Invita solo a salire in mezzo al campo, mette la palla giù e lancia lunghissimo. Musa di testa, palla Giobbe, Diallo, palla 4 ora, cercando Angileri in mezzo al campo, su un'imbucata col mancino, Campanella esce in maniera sicura, dritta sulla palla frana qui Salvatore Campanella, con l'obiettivo finale il Monreale di mantenere la porta inviolata. Dopo chiaramente il consolidamento della prima vittoria stagionale in casa. Porzio, Campanella, Lepre ora in mezzo al campo, si libera Bevilacqua, prima si va però dalle parti di Salvatore Campanella, lancia lungo sui lati di sinistra, Marino mette giù, alza in avanti cercando Gennaro che non riesce a toccare, indirizzare verso i compagni sui lati. Arriva un recupero dell'Atletico Marsala che è pronto a giocare, pronto ad inventare qualche altra avanzata, non in questo momento no, perché arriva il recupero di Sucameli. Arena, preso forte la Diallo, buona qui la chiusura regolare sullo scontro fisico. Sucameli torna alle spalle, non c'è fallo, solo recupero regolare delle città di Monreale. Di Liberto mette giù, perfetto il controllo, spegna questa palla per poi puntare sui lati. Si lotta con Gueia, ora ce l'ha lui il pallone, si inverte il duello. Gueia gioca da Saniang, provando ad andare in avanti dalle parti di Gueia.
Porzio poi strattona l'avversario, fallo commesso da Porzio, calcio che si è battuto da una posizione incerta, arbitro per lasciare proseguire, va fuori misura il ragazzo del Marsala, va fuori misura qui sulla giocata Anguiari, consegnando di fatto il pallone al Città di Monreale. Bevilacqua scende nella difensiva per impostare questa nuova avanzata e quindi pronto Alessandro Marino trovando Francesco Arena. Su Camelli, sovrappone Arena, servito bene qui sul movimento sulla fascia, viene incontro Gennaro, Arena rientra, c'è disponibile Gabriele Gennaro che propone lo scarico, poi lì Gennaro ancora vuole giocare, la palla disponibile verso Su Camelli, ne salta due, perfetto Su Camelli con il numero. Gennaro ora fa quello che vuole il Monreale dentro l'area di rigore. Gennaro la manda alta, ci ha provato a chiudere in bellezza questa azione il Città di Monreale, ci ha provato Gabriele Gennaro. Tronson, un rinvio dal fondo, rinvio dal portiere verso l'Atletico Marsala. Di Liberto in pressione, si gioca nello stretto per la ricerca del terzo uomo, non trovandolo. Il terzo uomo forse viene raffigurato soltanto da Alessandro Lepre, che poi va alla reimpostazione comoda verso Vito Porzio. Porzio Bevilacqua, 80esimo, segna il cronometro, sono 10 minuti alla fine. Bevilacqua sbaglia, non per Di Cristina, occhio alla palla lunga alla ricerca di Giobbe. Il recupero però è comodo per Salvatore Campanella che non ha pressione, può ancora tenerla quanto vuole tra i piedi. Bevilacqua in avanti verso Di Cristina, giocata corta, comoda sullo scarico, il tocco di tona Bevilacqua che ora vorrebbe inventare una parabola verso le zone offensive, non trovando né Gennaro né Camelli, soltanto l'estremo difensore avversario Vinci. Sanyang tocca Giobbe, palla buona per Campanella, da Manno che ha mancato questa lettura. Col tacco esce Diallo, recupera però Arena, gliela va a strappare. L'ultimo tocco è stato rosa e blu, rimessa laterale in maglia bianca in questo finale di gara che non sembra essere però ricco di emozioni, ricco di occasioni da gol. Tanta gestione, Morale sta aspettando soltanto il triplice fischio del direttore di gara, mentre qui viene segnalato un cambio. Pronto a entrare, sembra essere il maglia numero 19 Attia, al posto del numero 7, Russo. E rimessa laterale per l'Atletico Marsala. Da ripetere però, rimessa da ancora per il Marsala. C'erano stati cambi. Arena colpisce l'avversario, colpisce sul braccio. Commette fallo, quindi fallo commesso dal giocatore dell'Atletico Marsala. E calcio di punizione in favore delle Monreale. Altro cambio ancora, questa volta nel Città di Monreale. Fuori Su Camelli, e questa la richiesta di Mister Maggio. Fuori il giocatore che ha deciso questa partita, fuori il giocatore che con una doppietta riceve questo risultato. 2-0 Monreale per merito di Giuseppe Su Camelli. Lascia il campo per concedere spazio ai compagni. Dentro in maglia numero 16, intanto al posto di Su Camelli entra Riccardo Ciolino. Fuori Su Camelli, dentro Ciolino nel Monreale quando siamo all'83esimo. E calcio di punizione che sarà per il padrone di casa, un fallo per un tocco col braccio. Un giocatore della formazione ospite. Manno, lungolina Ciolina, prima pallone toccato, era già uscita però la palla, la colpita ma gira fuori, rimessa laterale per l'Atletico Marsala. Manno deve tornare con una gran corsa, anche all'83esimo ritorna bene Gabriel Manno con gamba. Attia. Messo giù da Manno, qui si ritaglia il contatto, si ritaglia questo calcio di punizione. Il numero 19 dell'Atletico Marsala Attia.
Campanella posiziona Ciolino unico in barriera. Giobbe va dentro, Lepre si prepara per toglierla, deve aiutarsi con Diliberto. Poi la Caressaglia vorrebbe il tiro da fuori e Porzio spazza via, la fa volare questa palla più lunga che può, diretta forse proprio per Vinci. È lui che la richiede, è lui che la va a ricevere. Vinci, Musa. Musa allontana e va in avanti. Palla 11, palla dalle parti di Nguia. Ora Attia. Rincorso d'Arena, Attia ancora con la palla 3 piedi sullo scarico disponibile verso il 5. Si ritorna lì, si ritorna al mittente, raddoppiata alle spalle, c'è pure Gennari in copertura, va giù Attia, questa volta il fallo non c'è, la palla però uscita, ha toccato per ultimo il giocatore maglia numero 19 bianco, ha toccato per ultimo Attia dell'Atletico Marsala, è rimessa laterale per il Città di Monreale quando siamo all'85esimo. E 2-0 Monreale sulla doppietta di Sucameli. Gennaro si fa spazio, allungando le braccia, fallo commesso da Gabriele Gennaro, calcio di punizione per l'Atletico Marsala. '85esimo, 2-0, col morale vicino alla prima vittoria casalinga. Berry, gira da Sanyang. Uno dei pochi ammoniti di questa partita. Scambio per Bevilacqua, proprio l'altra moneta insieme a Sanyang sul dibattito di qualche minuto fa. Occhio allo strappo, si va in campo aperto su una palla girata, non trovando per nessuno dei suoi compagni, soltanto il recupero di Gabriel Mano che preferisce spazzarla via più lontana che può. Batterà ancora Sanyang. Girata di Giobbe, scarico servito ancora, Giobbe, Nguia, palla in mezzo, non arriva Angileri ma c'è il recupero di Berry che può impostare ancora giocando dietro da Sanyang. E ora Musa che sbaglia il tocco, però trova impreparato a ricevere questa palla Khalilou Diallo, forse stanco dopo 86 minuti a contenere su Cameli su quel lato. La c'ha di Liberto, diciamo non una partita facile per il 2 Khalilou Diallo dell'Atletico Marsala. È rimessa per il Monreale ora che gioca a lungo lati. Di Liberto supera Sanyang, prova ad arrivare, occhio alla gamba altissima e calcio di rigore per un'ingenuità totale di Sanyang. Occhio che è già monito, l'arbitro non sembra voler tirare fuori un doppio giallo. Gamba altissima su Francesca Arena, ingenuità di Sanyang. Ora il Monreale ha la chance per fare il terzo gol di vantaggio. La palla ce l'ha tra le mani Francesca Arena, come potete vedere qui a tutto schermo, ed è proprio lui che la va a posizionare per cercare di fare il 3-0 e mandare questa partita ai titoli di coda. Arena contro Vinci per chiudere la partita per il match point. Parte Arena, tocca ma non basta, Vinci, 3-0 Monreale, match point per il Città di Monreale. Non fallisce dal dischetto Francesca Arena con un brivido fuori su una deviazione. Si procura il calcio di rigore, lo va a battere e lo realizza. Monreale 3, Marsala 0, 3-0 Monreale che ora sigilla, blinda la prima vittoria casalinga qui tra le mura interne del comunale Concadoro di Monreale. Monreale 3, Marsala 0, 88 sul cronometro, 3-0 dopo il gol di Francesca Arena. Per un fallo commesso da Sanyang con la gamba altissima nell'area di rigore, impensabile un intervento del genere in quella zona nonostante la munizione. Otto sta, regalo per Arena che apprezza e batte 3-0 Monreale. All'88esimo realizza il +3 Francesca Arena, oggi con la fascia al braccio visto l'infortunio che impiegherà fuori dal campo per più settimane Amedeo Vassallo. E lui il senatore dello spogliatoio dopo Vassallo, e sarà ora 3-0 per il Monreale. Non arriva Nguia, palla spazzata via lontanissima fuori dal terreno di gioco, una rimessa da tale Castellà per l'Atletico Marsala. Ed è curioso vedere i bambini come corrono per andare a prenderla.
Berry. Gliela strappa Ciolino per giocare da Gennaro. Gabriele Gennaro ancora incerto sulla giocata. La palla però viene lavorata ancora bene da Bevilacqua. Contro Attia, messo giù. Poi Bevilacqua, fallo commesso da Berry. E calcio di punizione che sarà per il Città di Monreale. Fallo su Roberto Bevilacqua. Calcio di punizione Monreale. Sale pure Lepre. Sale pure alle Lepre. Il povero giro di testa. Di Cristina, lascio per Roberto Bevilacqua che ritorna dietro senza fretta, ricomincia addirittura dalle parti di Salvatore Campanella quando siamo a 15 secondi al 90°. Non abbiamo visto ancora comunicazioni da parte del direttore di gara sul recupero e gestione ora. Giobbe vorrebbe Ngueia. Bevilacqua riconquista Roberto Bevilacqua, disturbato da Giobbe alle spalle, serve lo scarico verso Vita Porzio, servendo poi Salvatore Campanella. Palla sui lati, prova a spingere Atletico Marsala quando siamo già al 90°. Palla dentro, Campanella la chiama, esce. Questa volta nessuno sulla sua strada intende toglierla. Pronto Campanella, mentre l'arbitro sembra già avere il fischietto in bocca. Campanella, è così, il rinvio. E fischia 3 volte sul finale di partita. Il direttore di gara, il signor Sugamele. Il Monreale trova la prima vittoria interna, trova la prima vittoria casalingo, lo fa nel migliore dei modi con un 3-0. Partita, vittoria secca, porta inviolata, nessuna sbavatura, soltanto una vittoria e una buona settimana. Questa ora che potrà condurre il Monreale dopo qualche settimana difficile, dopo le 3 sconfitte su 4 partite. Il Monreale può tornare un po' a respirare. Oggi chiaramente andava soltanto vinto in questo appuntamento. 3-0, doppietta di Sucameli e gol di Arena. Vince il Monreale. Io vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la sala passata insieme. Un saluto, alla prossima da Filippo Alongi. Seguiteci sempre sui nostri canali, seguiteci sempre su Elite TV, la voce del campo. Vi ringrazio, un saluto, alla prossima. Grazie sempre.